broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. Hello, George. I've not seen the roaring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Che veloce! 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes. Oh, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Ooh, over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Eccoci! Ed è con questo suono di tamburi che vi presento il Museo sulla natura e sulla storia di Miyazaki. È disposto su due piani. Al piano terra troviamo tutta la flora e la fauna di Kyushu, questa regione del Giappone in cui si trova a mille miglia. Mentre nel primo piano si può trovare la cultura tradizionale e il folklore giapponese, in particolare di questa zona. Insomma, se passate per Miyazaki, fermatevi in questo museo perché è veramente bello. L'ingresso è gratuito, nessuno lo pubblicizza o lo calcola, ma è veramente fatto bene, si trova esattamente dietro allo shrine, quindi facile da trovare. Ecco, mi ha tolto le parole di bocca. Oh, guardate da dove arrivano i tamburi! È un festival! Somiglia molto al nostro carnevale, alle tipiche sfilate dei carri. Purtroppo Mille Miglia è arrivato in ritardo e ha filmato solamente l'ultimo. E per finire in bellezza non si può saltare lo shrine di Miyazaki. Abbiamo scoperto da poco che shrine si riferisce a tutto il santuario, compreso il parco e i dormitori, non soltanto all'edificio principale. Purtroppo, come ogni cosa, anche qua c'è un rovescio della medaglia. Ma il lato negativo degli shrine non ve lo dico perché non è che sia così importante. Una cosa negativa degli shrine, che non sono templi, quelli sono i templi buddisti, è la chiaia. La mannaggia. Bene, si torna a casa. Salutate Miyazaki. E oggi lo dico io, se vi è piaciuto il video, mi raccomando mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!